Molto bene. Come sto? Perfecto. A Perfetto. ver. Un pelillo por aquí, así. La ringrazio Lorena, salutiamoci. Grazie mille. Grazie. Grazie a Giovanna Bizzarri. Scusate, mi commuovo anch'io, sì, non sono un comò, mi commuovo anch'io. È l'ultima volta Giovanna Bizzarri, io la amo. Grazie, mi scusi, mi lascia andare così, Ramingo, poco poco, buonanotte. Come ogni notte, anche questa notte, quando un giorno è appena finito, un nuovo giorno non è ancora cominciato, eccoci qui ancora una volta, ancora di notte, ancora sulla sette, una notte per sognare, per vivere, per amare, una notte per conoscere meglio un uomo, un poeta, un simbolo, una speranza per tutta la sinistra italiana. E se è vero che la speranza è l'ultima a morire, allora questa notte conosceremo l'uomo che ci seppellisce tutti. Ma che cazzo sto dicendo, obiettivamente? Ma non si può fare come a Rai 1, signore e signori, Nichi Vendola. Buonanotte. 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 Buonanotte, Nichi Vendola. Oh, e basta, poco poco, piano piano. Nichi Vendola, detto Nikita, detto Nichi, nato a Bari il 26 agosto 1958, presidente della regione Puglia. Tanto congratulazioni alle regionali, lei ha sconfitto il temibile Rocco Palese. Ho letto che dopo la vittoria in Puglia la prima telefonata di congratulazioni l'ha ricevuta proprio dal suo principale avversario. È vero che però appena ha buttato giù con D'Alema l'ha chiamata anche Palese? Sì, è vero. È vero. Diciamo che avevo un avversario multiplo. Si colonava in tutti gli accampamenti. Un avversario multiplo. Beh, senta Vendola, in occasione delle regionali lei ha definito il decreto salvaliste un pezzo di fascismo. È vero che Berlusconi ha replicato: quanta fretta, mica posso far tutto in una sola volta. Guardi, Marzullo, noi fortunatamente possiamo ancora ridere, perché le cose della realtà che seriamente vengono costruite in questo paese non fanno molto ridere ed è persino vietato riderne, e questo è indice di un regresso drammatico, è come se siamo dentro un buco nero. Fortunatamente da qualche parte ancora non è censurato il sorriso e anche il riso violento. Dobbiamo salvarci pensando che con una risata forse riprenderemo a pensare. Beh, una risata. Mi sono commosso. Mi è venuto un brivido, anche perché sono sotto sto getto di aria condizionata, perché... Vendola, parliamo del suo movimento. Nel 2009 eravate Sinistra e Libertà, nel 2010 per allargare la base siete diventati Sinistra, Ecologia e Libertà. È possibile che nel 2011 per aumentare ancora il consenso possiate diventare Sinistra, Ecologia, Libertà e Figa, così poco poco, piano piano, come marketing. È un problema... Guardi, lei ha perfettamente ragione, il problema delle parole è indicativo della, diciamo, dello sconquasso, del terremoto. La verità
è che alla sinistra manca il vocabolario e tutti quanti... Solo? Tante cose, ma soprattutto il vocabolario, perché quando si fa fatica ad avere un codice comunicativo, si fa fatica a nominare le cose, a farsi capire, a parlare, a dire cose chiare, vuol dire che c'è un problema che è il vocabolario. Noi dobbiamo cercarle le parole, sapendo che le parole del Novecento sono degne di rispetto, sono degne di ammirazione, ma non sono più sufficienti per capire il mondo che sta cambiando. Siamo precipitati in un altro Evo e a volte fingiamo di non accorgercene. Questo è terribile. È come la condizione di chi ha scritto il libro della Genesi, che è la condizione di dover nominare le cose, la luce e la tenebra, il bene e il male. Noi siamo privi di questa capacità di nominazione e siamo smarriti, siamo confusi. C'è una destra violenta, cattiva, xenofoba, razzista, omofoba e c'è una sinistra balbettante, un brusio, un rumore di fondo. Ma questa è una situazione disperante, dobbiamo cambiarla. Dritto e rovescio, un Vendola così in forma, un Vendola a me piace anche poco poco, piano piano, perché no? Sono diventato Veltroni, non so te vedere. Il poeta Vendola. È vero che la sua poesia più famosa l'ha scritta nel 2004, dopo la vittoria del centro-sinistra in Sardegna, ed è subito Soru. Era una fase, diciamo, di bolscevismo ermetico. Bolscevismo ermetico. Certo. Non perdetevi il prossimo film sulla 7, Bolscevismo ermetico. Voli pindarici e bolscevico. Presidente Vendola, scrive ancora poesie, vediamo se con la rima se la cava ancora. Se le dico eritema, che rima le viene più spontanea. Eczema, enfisema o dalema? Non accetto le provocazioni. Bravo, non risponda a sta stronzata. Vendola, lasciando... Vendola. Se avessi 20 anni di meno, sai che non c'entra? È un capolavoro questa, è bellissima. Vendola, questa era bella. Va bene, Vendola. Lasciando Rifondazione, lei disse che il suo obiettivo era creare un nuovo soggetto plurale della sinistra. Uno è lei, l'altro chi cazzo è? Guardi, anche questo argomento su cui molti comici si sono intrattenuti, che è la proliferazione di scissioni. Fino alla scissione dell'atomo, nella sinistra è sintomatico di quel passaggio d'epoca in cui tutti quanti facciamo fatica a vedere dov'è la fine del tunnel. Dovremmo forse smetterla di scinderci tra di noi e dovremmo riconnetterci alla realtà. Questo è il punto. E come si fa? E come si fa? Scherzavo. Come dire... Dobbiamo pensare che se la politica di professione significa separarsi dalla vita quotidiana, vale la pena ridiventare dilettanti e tornare ad annusare la vita senza pensare che ci debbano essere delle narici artificiali che te la raccontano. La vita, la politica puzza di morte, la politica ha bisogno di annusare la vita. Questo mi pare per la sinistra un tema fondamentale. Non so, Vendola, io starei qua ore, ma purtroppo dico ore e non riesco più a fare le domande. Vendola, cosa le posso dire? Lei c'ha i controcazzi, me lo lasci dire. Lei è un uomo, Vendola, io la voglio salutare come Maurizio Crozza, io sono molto felice di averla avuta qua. Stia qua, Vendola, ancora per un secondo, perché lei dice delle cose giuste. Sa parlare al cuore delle persone e cosa vuole che le dica? Io la voterei
Basta, fermiamoci qua. Ho esagerato? Scherzavo. No, non è vero, non scherzavo, Vendola. Complimenti. Grazie. Grazie. Arrivederci.